Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornato in studio qui con noi Davide Donofrio, direttore di Confapi Padova, grazie di essere qui con noi. Buonasera. Allora, non parleremo di un argomento piacevole, purtroppo per noi, però bisogna essere molto realistici. Voi con il vostro ufficio studi avete come sempre monitorate la situazione economico-produttiva, gli andamenti dei mercati, delle aziende, eccetera. In questo caso qua vi siete trovati costretti, perché c'è la cadenza periodica, a controllare anche la tassazione, no? E come sempre sono emersi dei dati inquietanti per numeri, per importo, che gli imprenditori, i professionisti, ne abbiamo parlato anche l'altra sera con diversi addetti tra virgolette ai lavori, tributaristi e commercialisti, esperti contabili, ben conoscono. C'è una tassazione fuori dalle logiche dell'immaginabile, che se rapportata ad altri contesti europei fa rabbrividire a fronte di servizi non forniti, per cui anche i nostri servizi ce li dobbiamo pagare, cioè paghiamo i servizi, la tassa sui servizi, oltre a queste tasse, che non aiuta ovviamente l'economia. Siamo nuovamente in deflazione, la bellissima notizia che tutti ormai hanno appreso, e il nostro sistema produttivo arranca, salvo quelle imprese del nord-est che hanno avuto l'ardire, la capacità di agganciare l'export, un export che va, perché non tutte le zone sono buone, le altre sono abbastanza in stallo oppure in difficoltà. Il problema è che queste tasse sembrano non uscirne, sì, il governo dice, però poi gli imprenditori tirano la riga e non vedono questi grandi segni più, no? Sì, abbiamo tirato la riga anche noi, lo facciamo ogni anno a dire il vero. Come sì, momento, ogni anno è periodico, come è un momento di sensibilizzazione e novembre che cerchiamo di portare alla pubblica opinione, perché alle scadenze ordinarie di metà del mese si sommano le scadenze di fine anno. E il dato finale è che tra il 16 e il 30 di novembre gli imprenditori padovani si vedranno oggetto di un'imposizione complessiva intorno al miliardo di euro, 995 milioni di euro. Sono tanti. Sono tanti. Solo stiamo parlando di Stiamo Padova. parlando solamente di Padova. Non mettendo Veneto, insieme IRPEF, IRAP, ritenute, IVA, mettendo tutto insieme c'è un gettito importantissimo. E, il problema in sé, capiamoci subito, non sono le tasse purtroppo è qualcosa che si deve pagare, ma mantiene anche quella infrastruttura dove tutti noi come cittadini possiamo vivere, avendo dei servizi che comunque tutto sommato possono essere migliorabili, ma siamo un po' una piccola isola felice sia nel panorama italiano che all'interno di un panorama internazionale. Il problema è nell'ordine di equità dell'imposizione fiscale da un lato, dall'altro lato si apre un problema di sostenibilità dell'imposizione fiscale. Cerchiamo di spiegarlo meglio. Tassare la redditività di un'impresa è cosa normale, altrimenti non sapremo come pagare la sanità, non sapremo come pagare le infrastrutture, le scuole e la nostra difesa. E il problema è che le imposte sul reddito sono solamente una parte del grande cumulo. Esatto. All'interno, intanto facciamolo semplice anche per chi ci segue da casa, se il mio volume di attività è 100, ma per sostenere questa attività spendo 80, io avrò un'imposizione calcolata su questo 20, che può essere alta o bassa in funzione dei servizi e del sistema che devo mantenere. In tutto il mondo funziona così. Il problema è, quegli 80, come vengono calcolati? Perché viviamo in un paese dove i ricavi sono tutti ricavi, ma i costi non sono tutti costi. E qui abbiamo il primo problema. Che cos'è costo per lo Stato? Perché abbiamo tutta una serie di spese per l'impresa che per lo Stato non sono costi. Quindi non vanno a decurtare, non vanno ad aggiornarci, dovrebbero andare in detrazione, questi non ci vanno e quindi per l'impresa sono costi che valgono 2 volte. Primo problema. Secondo problema, sul versante dei ricavi, e giusto per parlare solo di ciò che genera la redditività, è che i ricavi sono tutti ricavi che l'azienda li abbia incassati o meno.
altro grande problema. Incassati. Quindi, Non si era promesso un intervento al riguardo, c'era qualche cosa che avrebbe dovuto dare maggior respiro da questo punto di vista? E qui dobbiamo fare un passaggio indietro. Le imprese sono dei sistemi che si muovono grazie ai soldi, ok? Grazie alla liquidità. Perché è importante ricordare che oggi arriva una miliardata di tasse sul padovano? Perché questo incide sulla liquidità. Ok, se nelle imprese la liquidità viene messa a repentaglio quando tutte le imposte arrivano tutte in uno stesso momento, ok, quindi la liquidità scompare dalle aziende, ma grava su una situazione dove siamo, e tuttora purtroppo sono andato a rivedermi anche le ultime analisi di ACGA di Mestre, ci ricordano che siamo l'ultimo paese in Europa per i tempi nei pagamenti tra privati. Cosa vuol dire? Che se io faccio fatturato, questo fatturato prima che sia liquido passa in una media in Italia di 50 giorni contro erano 78 fino a un paio d'anni fa, stiamo migliorando e chi fa impresa sa bene che 50 giorni nel mondo delle piccole e medie imprese è ancora un miraggio, ma purtroppo il dato è statistico, il dato medio viaggiamo nell'ambito di 2 mesi e 2 mesi sono tanti perché in 2 mesi fanno tempo a succedere tante cose e il costo di questo credito che non entra non lo riesco di sicuro a mettere all'interno del preventivo che faccio al cliente. Quindi già un problema di liquidità strutturale nel sistema Paese Italia, dopodiché vado a penalizzarlo in un momento in cui a novembre abbiamo 1 miliardo di euro di scadenze ma subito dopo abbiamo il problema di finanziare le tredicesime, allora a questo punto io metto l'azienda più piccola più in una difficoltà di fare fronte a una serie di scadenze che diventano oggettivamente insostenibili. Problemone. Infatti, peraltro c'è l'altro dato di cui chiedo conferma, sembrerebbe che ci siano questi versamenti di tasse siano aumentati del 3% rispetto al 2015. Questo è un dato necessariamente non negativo, se aumenta il gettito vuol dire anche che in qualche misura siamo anche stati capaci di generare maggiore ricchezza. Però attenzione, e questo è il secondo problema di equità parlando di imposizione fiscale. Fino adesso abbiamo pagato di imposte sul reddito, poi possiamo studiare come è calcolato questo reddito e possiamo lamentarci di alcune cose che non ci piacciono, però la logica è chiara. Il problema è che in Italia abbiamo questo unicum europeo dove andiamo a tassare anche il fatturato, l'IRAP. Cosa vuol dire? Ma non era stata... L'IRAP c'è, introdotto nel 98 e non c'è ancora stata la capacità politica di andare oltre a questo strumento e nel frattempo se ne sono avvicendati di governi. Certo. L'imposta regionale sulle attività produttive andiamo a tassare in funzione dei fatturati, una proporzionalità diretta sul fatturato, senza guardare quanto di redditività, di ricchezza reale hanno prodotto questi investimenti. Cosa vuol dire? Che se io ho fatturato 100 ma ho speso 80, avrò la stessa base sul cui si calcola l'IRAP di uno stesso soggetto che ha fatturato 100 e ha tenuto tutto in tasca. Quindi nel nostro caso, in cui abbiamo aziende che sono solitamente terzisti, perché il mondo manifatturiero veneto è fatto di terzisti, quindi aziende che hanno già delle marginalità mediamente molto basse, è un elemento di penalizzazione oggettivamente insopportabile. Ma il governo non era intervenuto su questo? È logico che si cerca sempre di intervenire su questo grande problema, cioè questo oggettivamente, guardando a tutto il problema dell'imposizione fiscale in Italia, è il primo dei problemi su cui guardare, però per darci un ordine di grandezza oggi l'IRAP sostiene più o meno il 30% della spesa sanitaria, ecco, giusto per capire perché è molto difficile. Ecco. Giusto per chiudere sì, esatto. La riflessione, abbiamo detto il problema delle imposte calcolate sul reddito, il problema delle imposte che non sono calcolate sul reddito, il terzo problema sono ovviamente le imposizioni indirette, che nel nostro studio non le abbiamo neanche messe perché le imposte indirette generalmente riguardano i privati. E nel momento in cui ragiono di privati ho una ripercussione a sua volta indiretta sul mondo delle imprese, ma è logico che continuando a tartassare i privati di imposizione balzelli a destra e a sinistra non faccio altro che andare a impoverire
la capacità di spesa e pertanto non riesco ad ottenere quei riflessi positivi che ci aspettiamo nei consumi interni. E ricordiamoci che se lei prima citava l'importanza dell'export, ma un'economia sana deve avere dei consumi interni. Quello è un discorso, cioè i consumi interni sono l'anima dovrebbero essere l'anima della nostra economia, ma non ci sono fermi. Sono allo stallo, cioè almeno al palo. Adesso questi sono gli ultimi dati, anche l'Istat l'ha detto, no? Guardiamo a cosa sta succedendo in America in questo momento e la grande promessa elettorale che ha spinto anche la corsa di Trump sono proprio agli investimenti, alla spesa pubblica all'interno del paese, smuovere le infrastrutture, attivare, ha parlato, no? Strade, porti, aeroporti, infrastrutture per fare grande l'America di nuovo. Ecco, il grande piano infrastrutturale del nostro paese sarebbe bello vederlo smuovere con maggiore chiarezza, maggiore trasparenza, tempi più rapidi. Ci ricordiamo ancora l'unico grande passo in avanti che era stato fatto, va riconosciuto, quando è stata fatta la legge obiettivo. No, la prima volta che in Italia si mette in fila un progetto di medio-lungo termine di infrastruttura, è chiaro a tutti, e che in qualche misura avrebbe dovuto smuovere. Ecco, oggi siamo un po' al palo anche su questo fronte, c'è un timido approccio verso levare le opere l'ultima uscita, no? Levare le opere di adeguamento della pubblica amministrazione e nelle fattispecie delle scuole fuori dal patto di stabilità. Ma tanto si sta muovendo, ma si sta muovendo veramente di piccoli passi. L'Europa ha detto di no, cioè per quel che appare adesso, no? Cioè, ve lo sobbarcate, cioè anche le opere, perché non dico quello delle scuole, però in generale comunque le spese che noi faremo adesso per il terremoto, quindi di ricostruzione, in cui comunque potrebbe rientrare anche l'adeguamento antisismico di strutture per le scuole, e poi il fattore degli stranieri che arrivano, immigrati come si vogliono chiamare, ce li dobbiamo sobbarcare noi. Piaccia o non piaccia, l'Europa è la nostra istituzione di riferimento, e le politiche di bilancio vanno concordate. Noi abbiamo un atteggiamento piuttosto schizofrenico nei confronti dell'Europa. Da un lato continuiamo a chiedere flessibilità, dall'altra parte poi ci troviamo col cappello in mano. Cioè bisogna avere una politica perlomeno chiara e coerente nei confronti dei rapporti con l'Europa, se no è evidente che le nostre richieste incominceranno a essere penalizzate. Da un altro lato non possiamo pensare di attaccare un soggetto di cui noi invece dovremmo essere promotore, parte attiva, parte di governo. E allora, infatti sembra quasi, tra virgolette, il nemico, no? Quando in realtà dovremmo far parte di un sistema unitario, però così non sembra noi siamo essere. Azionisti di riferimento di questo strumento, non dobbiamo dimenticarcelo. È evidente che dobbiamo anche noi impostare una politica coerente, se no le richieste più che legittime saranno messe in fila insieme a tutti gli altri, perché ricordiamoci che il problema è fare sintesi di 27 esigenze diverse, quindi non la si può avere vinta su tutta la linea. Individuare delle strategie e delle priorità è fondamentale, se no dall'altro lato perdiamo di peso. Infatti, assolutamente. Accennato al discorso, gli imprenditori come hanno preso, i imprenditori padovani, quelli che lei ha potuto sentire, eccetera, il cambio di rotta che prenderanno gli Stati Uniti, che dovrebbero prendere gli Stati Uniti, e quindi Trump? Vediamo. Perché ci sono condizionamenti, li abbiamo anche analizzati anche con degli esperti, che andranno notevolmente a toccare le nostre dinamiche anche commerciali. E noi siamo un'economia di esportatori, okay? E ci sono tante preoccupazioni nell'aria, tante tensioni. Purtroppo, per quanto la presidenza Obama abbia dato dei grandissimi risultati di politica interna al Paese e che vanno riconosciuti, e anche con un profilo da gran signore che ricorderemo tutti e leggeremo sui libri di storia, detto questo, in politica estera sono stati fatti dei grandi disastri, e il problema è che quei grandi disastri sono stati fatti tutti intorno a noi. Okay. Noi negli ultimi 10 anni abbiamo visto un rapido deterioramento della stabilità dei paesi a noi limitrofi, e deterioramento che ha anche evidenziato un'incapacità in qualche misura di far emergere una posizione politica europea che avrebbe potuto essere elemento di stabilità. Noi partiamo dal Mediterraneo, arriviamo in Medio Oriente, macello nei rapporti con la Turchia, ancora peggio nei rapporti sul fronte ucraino-russo, e le prime battute con
guida capo di segretario di Stato americano Hillary Clinton. Quindi se c'è discontinuità in questo momento possiamo solo pensare che le cose perlomeno possano non peggiorare, possiamo augurarci che le cose possano non peggiorare, ma un cambio di rotta che stabilizzi la situazione ai nostri confini sicuramente è una grande opportunità per le nostre imprese esportatrici che hanno perso quote di mercato importanti in aree che per noi erano importantissime. Pensiamo al Mar Rosso, tutta l'industria turistica del Mar Rosso. Tutto il Nord Africa comunque è stato... È uno degli esempi che faccio sempre. Ricordiamoci che proprio in questi giorni, dove tra l'altro a Padova abbiamo la fiera Tecnobar and Food, arriva dall'importante distretto nell'ambito delle forniture alberghiere che abbiamo a Padova. Tutte le attrezzature, ricordiamoci, banchi frigo, forni, attrezzature del settore Horeca, e vedevano nel Nord Africa e nell'industria turistica del Mar Rosso, tutte le catene alberghiere del Mar Rosso, una grandissima opportunità che ovviamente in questo momento è andata quindi erano via molte scemando. Con sedi nel Padovano di queste aziende? Assolutamente sì, noi siamo molto contenti di poter promuovere nel mondo, è uno dei nostri baluardi l'industria delle forniture alberghiere. E che adesso si è arrestato completamente. Si è arrestato, è evidente, il turismo in questo momento in Egitto e in Tunisia ha visto un grandissimo rallentamento. Il rallentamento si porta dietro meno investimenti, meno rinnovamento di tutte le infrastrutture alberghiere, e questo rallenta tutta un'area, un comparto. Senza ricordarci che fino a 6-7 anni fa uno dei mercati maggiormente promettenti e maggiore crescita era proprio l'Ucraina, e con la situazione attuale, crisi del rublo e quindi conseguente traino a ribasso di tutta l'area ex area CIS, comunità di stati indipendenti, e questi sono problemi immediati. Però si possono aprire nuovi mercati, anche noi abbiamo parlato più volte, c'è quello dell'Iran, come lo vedete? L'Iran è un mercato da 90 milioni di abitanti, un mercato evoluto, avanzato, dipinto per 1000 motivi di influenza politica come il mercato dei brutti e cattivi. Posso garantire che è un mercato meraviglioso, dove l'Italia è sempre stata in prima fila, è stato per anni primo o secondo partner, poi si è fatta letteralmente infinocchiare dagli accordi sull'embargo, dove noi oggettivamente non avevamo alcun interesse nel fare questo tipo di accordo. Ci siamo assolutamente legati mani e piedi da soli in quella posizione. Oggi, dopo 5 anni, ci si accorge che era una stupidaggine, si torna indietro, ma nel frattempo abbiamo perso quote di mercato. E faceva comodo a molti avere il nemico in Iran, ma per questione di politica estera tutta Made in USA. Ricordiamoci che l'Iran si contrappone nel mondo medio orientale alla politica saudita, e pertanto noi onestamente non avevamo niente né da guadagnarci né da rimetterci a essere parte di questi accordi. Per fortuna questa stagione speriamo che sia alle spalle, speriamo che tornino a essere ad avere quelle quote di mercato che abbiamo sempre avuto con l'Iran. L'Italia è stata primo o secondo partner commerciale dell'Iran, speriamo che continui a essere così. Ricordiamoci, è un'economia molto avanzata nel manifatturiero. Esatto, infatti, e soprattutto nel cercare di recepire determinate innovazioni che possono scaturire e nascere dalle nostre realtà, per cui ne portare avanti quelle che sono delle progettualità che da noi magari avrebbero delle difficoltà per varie ragioni, non da ultimo della tassazione elevata. Ricordiamoci tutto l'indotto dell'industria petrolchimica del Golfo Persico, dove anche in questo caso nel Padovano abbiamo importantissime realtà industriali che forniscono scambiatori di calore, società di ingegneria, componentistica per impianti. Ricordiamoci che nel momento in cui uno dei principali player nel Golfo Persico è proprio l'industria petrolifera iraniana, nel momento che ci mettiamo da soli delle limitazioni all'export, e che facciamo? Tra l'altro siamo andati anche a dover incentivare, come è successo nella storia recente, triangolazioni commerciali con altri paesi per cercare di bypassare su forniture anche in corso, che è evidente che sono questioni rischiose, dove abbiamo esposto le nostre aziende a fare delle scelte spesso e volentieri molto pericolose.
infatti, però potrebbe essere un'opportunità sostanzialmente da ricogliere, Assolutamente cioè sì. da non lasciar perdere, ma da saper ripescare al momento opportuno, perché vista la nostra situazione bisogna assolutamente agganciarla, no? Tutta l'area medio orientale è una grandissima opportunità di sviluppo e crescita. E Quali sono le però adesso andiamo in pubblicità, però allo stato attuale quali sono le difficoltà che voi come associazione di categoria ravvedete e per le quali magari vi siete anche strutturati in un accompagnamento, non lo so, degli imprenditori? Qui torniamo al ragionamento iniziale. Fare export, aprirsi nuovi mercati è un investimento. Gli investimenti richiedono stabilità, richiedono risorse e richiedono numeri. Numeri richiede crescita. Tutto ciò che penalizza la crescita delle imprese in questo momento penalizza anche il nostro export. Pertanto sanare, normalizzare una situazione come quella del carico fiscale è il primo dei problemi per immaginare aziende che crescano e quindi in grado di competere su mercati distanti e anche culturalmente che richiedono i giusti investimenti. Allora, andiamo in pubblicità pochi secondi. Quando ritorniamo affrontiamo anche un attimo, accenniamo al discorso Russia, si sta muovendo qualcosa. E poi torniamo sul discorso fiscale vedendo quali sono un po' sono 18 incombenze se non sbaglio circa, no? Quindi sono una ventina di fantastiche incombenze, quali sono le scadenze principali e che cosa secondo voi auspichereste che si agisse nella legge di stabilità a cui è stato accennato. Insomma ci sono diverse questioni ancora da affrontare, pochi secondi, state con noi.